Grazie di essere qui. Per chi non mi conoscesse, sono Micaela Faggiani, Presidente del Cantiere delle Donne. Questo evento Fate le Brave è organizzato in collaborazione con l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. Oggi Federica Sandi si giustifica, è la segretario dell'Ordine, non è potuta essere qui con noi oggi. Allora, Fate le Brave, siamo arrivati ormai al quinto appuntamento, proseguiremo fino a maggio, i nostri appuntamenti sempre il primo giovedì di ogni mese alle 18:15. Ci sarà solo un appuntamento bis a febbraio, il 16. Io dico solo un paio di cose, poi Roberta magari mi aiuti con le slide. Abbiamo tante cose in cantiere in questo 2023. Questo è il QR code di questo nuovo progetto che abbiamo ideato e fatto partire. Dimmi quando posso poi... Ok. Comunque poi trovate tutto nel sito anche del cantiere, cantieredelledonne.it. È una scuola di politica, non stiamo parlando della politica di tutti i giorni, stiamo parlando proprio di formare alla politica, che significa lavorare per la polis, da un'associazione di categoria a i deputati in Parlamento, e abbiamo pensato di farlo intanto per invitare le donne a sporcarsi le mani nel vero senso della parola, perché si può rifondare la politica in un'altra maniera. Lo abbiamo fatto assieme all'associazione alumni dell'Università di Padova, sono gli ex alunni, quelli che si sono laureati diplomati all'Università di Padova, assieme al Dipartimento di Scienze Politiche e alla Camera di Commercio di Padova, perché ha creduto e crede che bisogna formare soprattutto le giovani generazioni, tutte le associazioni di categoria, perché poi concretamente bisogna fare politica anche nella vita di tutti i giorni. La scuola di politica inizierà il 17 di febbraio, sarà nei fine settimana, il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, con docenti dell'università ma anche docenti esterni. Vi dico solo un nome, giusto perché ci sarà nel primo weekend Tiziano Treu, che sicuramente tutti conoscerete, adesso è il presidente del CNEL. Sarà lui a tenere lezione, ci spiegherà come funziona il PNRR, che adesso sembra la risoluzione di tutti i mali, perché senza quello probabilmente non faremo metà delle cose. Parleremo anche in questa scuola di politica di comunicazione politica, di public speaking, di social, di come costruire una campagna elettorale, parleremo di Europa, parleremo veramente di tantissime cose. Potete scoprire tutto appunto dal sito del Cantiere delle Donne, ci sono tutte le informazioni anche per come iscriversi. Per le associate del cantiere c'è uno sconto del 30%, perché ha un piccolo costo a seconda se uno vuole partecipare a tutta la scuola che finirà a giugno o appunto a singoli moduli. Se vuoi possiamo andare avanti col resto, perché mi sembra di aver detto quasi tutto. Questa è un'altra cosa. E sempre appunto come cantiere per le associate ci sono varie scontistiche, e Roncato Ciak, che è questa azienda che fa valigie, che sono tutte donne, praticamente la mamma e 3 figlie tranne il papà, hanno voluto farci questo sconto sia per i prodotti online che in tutti i negozi Roncato Ciak, quindi sappiate che se vi associate al cantiere sono 10 euro all'anno, avete anche determinati sconti. Possiamo anche andare avanti, eccoci qua. Queste sono altre 2 cose che abbiamo in essere. E intanto il cantiere itinerante, cioè il direttivo aperto, dove ci possiamo confrontare e trovarci anche davanti a un aperitivo. L'appuntamento è martedì prossimo, il 7, alla Desideria, che è una pasticceria in via dei Colli a Padova. Per chi volesse è possibile già anche prenotare il posto, e ci troviamo lì veramente per confrontarci e fare una chiacchierata in allegria, per raccontarvi quello che stiamo facendo, quello che abbiamo in cantiere. C'è stato l'evento della logica delle donne, lo abbiamo fatto a gennaio a Padova, e noi avevamo prenotato una sala da 100 posti, abbiamo avuto qualche problema perché sono arrivate 200 persone. E Silvia, con il problem solving delle donne, ha deciso di fare un doppio turno, anziché 2 ore ha diviso questo evento in 2 momenti, però ovviamente ci sono state persone che non sono potute entrare, perché sapete che con le norme del Covid non si può ovviamente rimanere in tante in uno stesso spazio, e quindi adesso provvederemo ad organizzare altri appuntamenti. Il primo sarà appunto a Venezia il 15 febbraio. Questo è un primo appuntamento, ma si riparlerà di logica, e pensate che il comune di Chioggia proprio l'altro giorno ci ha chiesto di portare l'evento della logica a Chioggia, e altri eventi che appunto faremo di qui a prossimamente su questi schermi. C'era altro da dire? No? Perfetto.
C'è una cosa importante, come sempre in tutti i nostri eventi, la nostra caratteristica è la rete. Noi lavoriamo molto in rete con anche associazioni, altre persone, siamo veramente aperti a qualsiasi cosa che sia insomma valida, ovviamente il direttivo si riunisce periodicamente e decide da che parte andare. Noi facciamo rete, avete capito, con la Camera di Commercio e con le associazioni di categoria, una di queste è Ascom. Con noi questa sera e aprirà questo nostro incontro Silvia Zanellato di Ascom a Padova, perché il buon Federico Barbierato mi ha scritto un messaggio, che è anche sindaco di Abano, dicendo: Micaela, ma perché non parli della certificazione di genere nelle aziende? Ho detto, ma perché no? Noi facciamo questo, educhiamo finanziariamente parlando, e quindi assolutamente. Quindi, come sempre, abbiamo aggiunto al nostro incontro classico anche un momento formativo extra, e quindi io passo la parola a Silvia e vi ringrazio. Grazie mille. Allora, io sono Silvia Zanellato, lavoro per la Confcommercio di Padova e da qualche mese ci siamo preparati per sostenere la parità di genere nelle aziende e sostenere soprattutto un cambiamento culturale. C'entra molto anche col tema di questa sera perché, come vedremo, si va ad agire su quelli che sono gli elementi anche retributivi delle donne, e retributivi anche in una logica di sostentamento e di autonomia economico-finanziaria sia delle lavoratrici ma sia anche della donna dopo il periodo di lavoro. E questo per noi è molto importante perché, partendo anche dalle giovani donne che si affacciano al mercato del lavoro, queste possono trovare un mercato del lavoro equo e soprattutto inclusivo. Ci siamo accorti, perché ci sono dati italiani, veneti e internazionali, che il divario per esempio retributivo è proprio un dato di fatto. Non ci dobbiamo neanche porre il dubbio se, come, cosa c'è, e uno degli elementi che questa certificazione della parità di genere andrà ad indagare è proprio questo elemento, che per noi, rispetto anche al tema di questi eventi, è molto importante. La certificazione della parità di genere è un sistema di qualità. È nato quest'anno, arriva dal PNRR, quindi ecco che è uno dei frutti buoni del PNRR, e vuole portare, misurare e soprattutto monitorare che nella vita delle imprese non ci siano discriminazioni di genere in vari ambiti, dalle piccole cose. A me piace sempre fare l'esempio anche del bagno, perché sono cose basilari e molto importanti e soprattutto che facilitano la vita delle persone in un ambiente di lavoro, fino proprio ad arrivare allo sviluppo delle carriere o, ahimè, anche alla tutela da molestie e violenze di genere anche nei luoghi di lavoro. È un sistema di qualità che cerca di portare degli elementi di equità, e questo quindi vuol dire non solo lavorare per le donne, ma con le donne per una parità anche dei diritti e della vita bilanciata tra lavoro e famiglia anche degli uomini. Infatti, adesso vedremo, uno degli ambiti che si va a toccare è proprio anche il diritto e il sostegno alla genitorialità e a una conciliazione vita-lavoro, che non è solo appannaggio delle donne, anzi bisogna che si riequilibrino soprattutto i carichi di lavoro nella vita delle donne, perché queste possano accedere e rimanere nel mercato del lavoro. Sicuramente è un tema per le aziende strutturate, è un tema per le aziende che hanno dipendenti, e viaggia a seconda dei misuratori e degli ambiti che dipendono proprio dalla dimensione dell'azienda e dal settore merceologico in cui questa azienda opera. Quindi ci sono differenziazioni per il commercio, per il turismo, per il mondo dell'industria ed altro. Ci sono numerosi vantaggi, guardiamo soprattutto per le imprese. Questo lo facciamo proprio per creare cultura, anche perché poi noi lavoratrici, io mi metto in mezzo, possiamo poi portare nei contesti di lavoro questi elementi di qualità. Sicuramente un vantaggio per l'azienda, parto dall'ultimo pallino rosa, è la brand reputation. In questo momento le aziende che credono nella certificazione della parità di genere agli occhi di una giovane o di un giovane che si approccia al mercato del lavoro hanno molto più interesse, perché se devo scegliere tra un'azienda che non è certificata e un'azienda che invece lo è e può tutelarmi, proteggermi e garantirmi un'equità, io scelgo quella che è certificata. Ci sono vantaggi per le aziende dal punto di vista economico-finanziario, perché ci sono sgravi contributivi, al momento sono circa 50.000 euro annui, però sono per le aziende molto strutturate, ma ci sono punteggi premiali per tutte quelle imprese che occupano
molto personale femminile e che magari si occupano di appalti per le mense, appalti per anche i servizi di pulizia o altro, che possono ottenere proprio dei vantaggi premiali nel momento in cui dicono e dimostrano di essere certificati sulla parità di genere. Inoltre in tutti questi hanno anche degli sgravi contributivi e di percentuali quando aprono delle polizze fideiussorie. Ecco, il sistema politico si sta muovendo per riconoscere un vantaggio alle aziende che si certificano e questo è il bene che ritorna indirettamente alle imprese. Qui non è citato, ma uno dei migliori vantaggi poi è la motivazione, la partecipazione delle persone in quel contesto lavorativo. Se io mi sento rispettato, non sono discriminato, e qui guardate, qui si parla di parità di genere, ma c'è tutto il tema del riconoscimento del diritto all'identità di genere. Noi parliamo di donne e uomini, ma siamo all'inizio di un percorso inclusivo su chi non si riconosce nelle principali due identità di genere. E questo è ancora molto discriminante, soprattutto per l'accesso a professioni e anche a contesti lavorativi. E questo per noi, soprattutto per le giovani generazioni che sono anche caratterizzate da una maggiore libertà e soprattutto in una fase più delicata della loro vita, per noi è fondamentale. È un percorso che si ottiene con un ottenimento di un punteggio. Ci sono 6 ambiti di impatto sull'organizzazione della vita di un'azienda e ogni ambito ha una serie di indicatori, si chiamano KPI, che vengono misurati. Il primo ambito è quello della cultura e della strategia aziendale, cioè se non mancano questi elementi alla base di una scelta strategica di sviluppo aziendale, quindi se manca il coraggio di sostenere e promuovere la parità di genere in un'azienda, siamo già al punto, cioè è inutile anche procedere. Ci devono credere soprattutto chi nell'azienda ha il potere di decidere, quindi tutta la parte di direzione, la parte imprenditoriale. E uno degli indicatori poi che si vedrà, poi si sviluppano in questi elementi, è proprio, dicevo prima, il fatto che negli organi direttivi delle imprese, dalle più grandi alle più piccole, ci sia una partecipazione equa dei due generi. Molto spesso, poi noi siamo qui in un nord-est molto di imprese piccole, familiari, dove ci sono molti imprenditori, ma anche per fortuna molte imprenditrici, sappiate comunque che la percentuale di donne negli organi direttivi è molto molto bassa. Se non siamo messi malissimo in Italia, anche qui in Veneto, però manca ancora una parità di rappresentanza. E perché manca? Perché molto spesso, e qui mi attacco a un altro ambito viene indagato dalla certificazione, le donne rischiano di non accedere ai percorsi di carriera. Perché? Siamo noi magari a farci carico della cura della famiglia, chiaramente siamo ancora noi a partorire, a fare figli o a prenderci carico dei figli anche che sono magari adottati e questa cosa ci toglie dal mercato del lavoro. Ci toglie in una fase magari per un periodo anche piccolo che comunque è visto in maniera negativa molto spesso nei contesti aziendali, viene visto ed è sui giornali di questi giorni, no? Licenziamenti dovuti al reinserimento dopo una maternità, mobbing, demansionamento. Molto spesso noi donne chiediamo il part-time per poter gestire la cura dei figli, ma poi ci sono anche i genitori, quindi non è solo un sistema di cura nell'età infantile, è anche un sistema di cura nell'età in cui i genitori o le persone anziane della famiglia richiedono un supporto. Allora qui c'è sicuramente un'azione che va fatta a livello delle aziende perché non si può penalizzare chi si fa carico del percorso di cura. Ci sono scelte, progettualità che stanno cercando di sostenere anche la retribuzione del tempo di cura delle donne, perché è un lavoro ed è un lavoro a volte estenuante. E allora nei processi di selezione, nei processi di accesso alla carriera non devono essere discriminate le donne. Lo dico per le giovani anche perché in fase di colloquio non si deve sentire sei sposata, hai intenzione di sposarti, hai intenzione di fare figli. Queste sono domande discriminatorie che vengono fatte tendenzialmente solo alle donne. Allora, la politica della certificazione della parità di genere va a togliere, cerca di togliere, tutti quegli elementi di discriminazione che anche in un processo di selezione, di accesso alla carriera,
sono ancora frutto di questi stereotipi e quindi che danneggiano il potere poi anche retributivo, il potere di acquisto e di contrattazione delle donne. Si va a vedere poi l'ambito proprio del divario retributivo. L'Italia non è messa molto male, in Veneto i punteggi di gap retributivo tra uomini e donne sono abbastanza buoni, non stiamo sotto il 17%, in alcuni contesti abbiamo un gap del 4%, ma esiste ancora. Allora, il contratto a livello di applicazione non prevede discriminazioni. È chiaro però che se la cultura aziendale manda avanti, premia, dà possibilità di accedere a livelli premialità solo a chi garantisce la presenza fisica, la presenza in fascia oraria serale o un numero di ore lavorative alto, stiamo discriminando chi invece si sta facendo carico della cura dei familiari. Tutte queste azioni, quindi equità retributiva, poi nella governance dell'azienda, quindi chi gestisce, chi è rappresentato, anche e soprattutto uno degli ambiti in cui si sviluppa la certificazione, quindi va ad attuare processi e misurazione, è proprio il sostegno alla genitorialità. Che gli uomini prendano la paternità, no? Che l'uomo oggi ha 10 giorni di congedo di paternità e non viene sfruttato questo congedo, perché non c'è abitudine e perché magari l'azienda è abituata che siano le donne a prendere i congedi. È sempre un problema di cultura della cura familiare. Allora si cerca di far sì che chi ha diritto ai congedi parentali lo prenda in egual misura, perché sennò si sta continuando a discriminare l'accesso delle donne al mercato del lavoro. Ecco, oppure anche si cerca di entrare nelle aziende anche per sostenere quelle che sono delle iniziative di vera conciliazione e soprattutto mi piace il tema di confronto e dialogo con quella che è il sistema di welfare pubblico, gli asili, le case di riposo, le assistenze domiciliari, diurne, notturno. Ecco, l'azienda deve cominciare a dialogare con queste realtà. Ecco perché è importante, perché questo favorisce l'occupazione femminile e soprattutto va a colmare, ecco qui c'è qualche dato, c'è un tema di appunto l'Eurostat, dicevamo che la parità retributiva a livello europeo è il 14%, in Italia c'è circa un 4%, ecco. Non siamo messi male, però ricordatevi che dai dati statistici la donna lavora gratuitamente 2 mesi l'anno. Era proprio un articolo di Repubblica di qualche giorno fa, noi fino all'11 di febbraio lavoriamo gratis, quindi 1 mese e 11 giorni. E anche di notte, ecco, perché sul tema del multitasking qui si potrebbero aprire. Ecco. Qui abbiamo messo qualche tema, però ecco, e qui passo poi alle ultime 2 cose che mi faceva piacere dirvi. È importante, quindi sappiate che le principali azioni, le associazioni di categoria che rappresentano le imprese stiano dialogando con le professioni, con chi porta avanti l'interesse proprio per cercare di sostenere questa cultura, perché questo permette alle donne di emanciparsi, e poi vedremo come, sotto tantissimi punti di vista. E questo lo dico anche per le nuove generazioni, perché il respiro nostro deve essere molto lungo. Sia che noi diventiamo dipendenti di una struttura, sia che noi decidiamo di aprire un'attività. Noi come poi realtà associativa abbiamo 2 servizi che poi mettiamo e su cui ci affianchiamo alle donne imprenditrici, e una è quella di cercare dei contributi pubblici. So che forse ne parlerete anche nel prossimo incontro, ma volevo ricordare, per chi si affaccia anche al mercato del lavoro come libera professione, come idea imprenditoriale, sappiate che esistono dei contributi pubblici che arrivano anche a livello regionale, a livello camerale, che sostengono gli investimenti per le aziende su beni materiali e strumentali. Noi cerchiamo di comprare capannoni, attrezzature, cerchiamo di sostenere proprio la struttura dell'azienda, ma anche la consulenza specialistica di professionisti che si affiancano alle nuove imprenditrici per sostenerla. Questo è un ambito su cui sappiate che nel territorio è molto importante. Adesso devono arrivare, grazie al PNRR sempre, dei fondi per l'imprenditoria femminile.
Abbiamo lavorato l'anno scorso portando avanti 20 realtà aziendali che hanno avuto circa un'approvazione dell'80%, quindi abbiamo accompagnato molte donne a sostenere la loro idea imprenditoriale con contributi che sono anche a fondo perduto, a tassi agevolati. Quindi questo vuol dire dare respiro e non soffocare, anche proprio per un investimento delle proprie idee in una realtà concreta che possa poi produrre reddito e produrre valore per la famiglia, ma anche per la persona e per il territorio. E l'altra parte, e poi chiudo, c'è la formazione. Ecco, io mi occupo in particolar modo anche di questa. Sappiate che per continuare a crescere, rimanere nel mercato del lavoro, bisogna continuare a formarsi. Ci sono fondi pubblici, i fondi interprofessionali, il Fondo Sociale Europeo, in questo momento sempre questo santo PNRR ha portato a terra il progetto GOL, quindi rivolto anche a disoccupati e disoccupati in particolar modo, e danno opportunità gratuite di formarsi, di qualificarsi anche con professionalità ben mirate, perché danno una attestazione, una qualifica professionale. Quindi anche per chi oggi fa fatica a trovare un lavoro e anche a ripensarsi di reinserirsi nel mercato del lavoro dopo una maternità, dopo un congedo lungo, sappiate che ci sono fondi pubblici e noi li veicoliamo tramite iniziative anche camerali, quindi sono orientamenti gratuiti che facciamo proprio per chi ha bisogno di questo supporto perché si possa riqualificare ed entrare nel mercato del lavoro. In questo momento c'è tantissima richiesta di donne e di uomini nel mercato del lavoro, ma non ci sono persone disponibili a lavorare. Questo è un paradosso in questo momento, perché poi si parla di povertà. Ecco, io poi lascio, ma vi saranno magari distribuite, ci sono i nostri riferimenti che sono quelli proprio di chi si occupa di questo in azienda. Grazie, grazie. Prima di passare la parola a Patrizia, cambio. Sì, grazie. Grazie. Sì. Sì, è Padova. Va bene, io intanto comincio con il salutarvi, buonasera a tutte e a tutti. Ringrazio innanzitutto per l'invito a partecipare a questa serie di conferenze. Fatele brave. Padova. Sì, aspetta, questo qua forse è il PDF ma non dovrebbe scombinarsi, dovrebbe andare bene. Okay. Proviamo, se questo non è scombinato continuiamo su questo. Forse era meglio il PDF, allora il PDF che è più sciolto. Ok, pare che funzioni. Bene, grazie. Ma vado avanti anche con così lo avvicino e lo avvicino così ci vedo da lontano. Bene, quindi grazie, è una cornice meravigliosa questa, per la prima volta sono qui e molto, molto, molto bella. Mi fa molto piacere partecipare a questo ciclo di conferenze perché state trattando di un tema fondamentale per la vita delle donne e per la salvaguardia dei diritti delle donne. Innanzitutto ci arriviamo attraverso l'informazione e la formazione veniva nominata prima. La sofferenza delle donne la vedo ogni giorno, quando invece i diritti non vengono rispettati, quando invece culturalmente vengono agiti degli stereotipi e gli stereotipi sono come un piano inclinato, prima o dopo si arriva all'estremo e quindi alle violenze. Parliamo soprattutto qui dentro di rivalsa, di attenzione a quelle che sono tutte le informazioni che possono essere utilizzate dalle donne per dare valore a tutto ciò che è il mondo economico e finanziario. Io lavoro all'interno di un centro antiviolenza, sono Patrizia Marcuzzo, il centro antiviolenza del Comune di Venezia, ogni giorno tocchiamo con mano come invece dal punto di vista anche economico i diritti delle donne non siano a volte nemmeno conosciuti e quindi si arriva a delle prevaricazioni piccole e grandi, dal controllo a volte dello scontrino della spesa al divieto di andare a lavorare, all'obbligo di stare a casa con i figli, quindi dimensioni molto molto faticose. Quello che volevo portarvi questa sera è un po' la prospettiva
La prospettiva che noi abbiamo dal centro è quello che cerchiamo di fare con le donne che arrivano al centro. La storia del centro, le scorrerò molto, molto velocemente, se volete darci un'occhiata, e contemporaneamente così ci ascoltiamo. Dico ci ascoltiamo perché se c'è una curiosità, una domanda, un approfondimento, intervenite pure. E quindi mi fermerò un attimo per dare spazio a quello che è il vostro interesse specifico. Quindi tanta storia al Comune di Venezia, apriamo il centro antiviolenza nel 1994, le tappe più salienti sono l'acquisizione di 2 case rifugio per esempio e l'avvio di una rete territoriale, perché da soli non si va da nessuna parte, in solidarietà sì, con altri servizi e istituzioni con competenze diverse sì. Quindi addirittura 2 case rifugio ed è una risorsa molto molto importante quando le donne arrivano a delle situazioni di violenza tali da doversi allontanare addirittura dalla propria dimensione familiare, e vedremo poi quali sono i numeri importanti di queste donne che cercano aiuto fuori dalla loro casa. Lavoriamo insieme a delle operatrici, il Comune di Venezia con delle operatrici del privato sociale, la cooperativa LAS. Gli obiettivi che vogliamo raggiungere e che raggiungiamo sono diversissimi fra loro. Vi ho parlato prima dell'aiuto diretto alle donne che subiscono violenza, ma occorre lavorare e curare molto bene la rete fra istituzioni e con il privato sociale. Molto importante sensibilizzare le scuole, perché ricordiamoci sempre stiamo parlando di un problema di carattere culturale che si chiama patriarcato e che ha delle derivazioni poi gravi a livello di discriminazioni fino ad arrivare, come dicevo prima, alla violenza. E quindi sensibilizzazione delle scuole e del territorio e di operatrici e operatori che lavorano con noi. Per quanto riguarda il progetto di aiuto alla violenza, questa flowchart ci mostra come le donne possano arrivare al centro, e ci sono 2 team di operatrici che le donne incontrano. Quando le donne non hanno bisogno di ospitalità, ma richiedono invece informazione, aiuto, supporto psicologico, informazione giuridico-legale, il percorso è quello arancione. Quindi le nostre operatrici offrono loro tutta una serie di rete anche con i servizi. Alcune donne ad un certo punto poi hanno anche necessità magari di rendersi nuovamente autonome dal punto di vista occupazionale e lavorativo. Quando invece seguiamo la via viola, le frecce viola, invece quando abbiamo bisogno di aiutare le donne anche sotto il profilo dell'ospitalità, e quindi donne che devono allontanarsi con i loro bambini, molte volte sono donne sconosciute che ci arrivano attraverso le forze dell'ordine o il pronto soccorso, quindi percorsi molto faticosi, molto dolorosi, che non sono lontani da noi. Quando ci vediamo ai convegni, nelle scuole, nelle riunioni, pensiamo sempre che questo problema riguardi altre donne, altre famiglie, no? E i dati dell'Istat e i dati che raccogliamo ogni giorno ci dicono invece che 1 donna su 3 sa che cosa vuol dire violenza. Le violenze sono di tanti tipi, anche quella economica, fisica, sessuale, psicologica, culturale. Se 1 donna ogni 3 sa che cos'è la violenza, perché l'ha sperimentato di persona, non solo attraverso le esperienze delle figlie, delle sorelle, significa anche che 1 uomo su 3 sa che cosa significa agire violenza, più o meno grave. È importante che noi pensiamo, che noi sappiamo questa cosa, non è una cosa che riguarda altre, ci siamo in mezzo tutte quante. Bene, uno specifico sull'ospitalità. Noi abbiamo un accordo con il pronto soccorso degli ospedali di Mestre Venezia, per cui c'è una reperibilità H24. Una donna arriva lì alle 3 di notte, può essere messa in contatto immediatamente con l'operatrice del centro reperibile. Ha bisogno di ospitalità e si è rivolta alle forze dell'ordine di notte, le forze dell'ordine possono attivare il PRIS, che è un servizio del Comune di Venezia, pronto intervento sociale, dovrebbe essere attivo in tutte le città metropolitane in Italia. E quindi o attraverso l'ospedale o attraverso le forze dell'ordine possono arrivare al centro antiviolenza. Tutto si fa con il consenso della donna, nulla si può fare se non c'è il consenso della donna. Un veloce sguardo ai dati, sono dati faticosi, perché noi vediamo crescere dal 19 al 2022 le ospitalità in urgenza. Stiamo parlando di donne che arrivano al centro attraverso i canali che prima vi descrivevo, e da 28 del 2019 siamo a 39 del 2022.
tante donne, tanti minori, loro figli, pressappoco. E quindi sono donne che hanno bisogno di un'ospitalità, un allontanamento, una protezione, partendo dal cibo, camera, bagno, biancheria, perché di questo stiamo parlando, biancheria per la notte, cibo, quindi dalle cose più basiche che hanno a che fare con l'ospitalità e la protezione, a volte anche l'allontanamento su altri territori, su altre province, e fino a dopo all'empowerment, arrivando ma per ultimo al lavoro e alla indipendenza nuovamente. Anche le 2 case rifugio, ogni anno ospitiamo diversi nuclei, non si parla qua di urgenza e quindi anche l'ospitalità è un pochino più lunga. Vado sempre molto veloce, ma tanto i numeri non ve li ricordate. Il dato ci interessa perché è un dato potente anche dal punto di vista quantitativo, figuriamoci dal punto di vista qualitativo. Perché parlo di qualità? Perché i numeri sono persone e le persone sono donne con i bambini e le donne fanno un percorso di uscita dalla violenza. E quindi partiamo dalla segnalazione al centro, la messa in sicurezza di cui parlavo prima, la valutazione del rischio. Qual è il rischio che questa donna subisca di nuovo violenze incontrandolo per strada, oppure se esce per andare al comune per chiedere delle informazioni? Ha armi in casa l'autore di violenza? Agisce minacce, estorsione, ricatto attraverso i minori? Poi, quando abbiamo capito tutte queste questioni, parte il piano di protezione. Che vuol dire anche rinforzare la donna in quelle che sono le abilità sopite o non sperimentate o non espresse, quindi aiutandola da questo punto di vista fino ad arrivare all'empowerment, formazione, ricerca lavoro, ricerca casa e allo sgancio dal centro. Ok, quali strumenti, scusate, ecco, sull'empowerment mi avvicino, mi sposto quindi dalla situazione di violenza conclamata, di rischio, di protezione e vado più verso quello che è l'argomento trattato all'interno di questo vostro percorso molto prezioso. Quando parliamo di empowerment parliamo di politiche attive del lavoro e dunque il centro, anche se non ha la specifica del lavoro, ma ci siamo attrezzate dal 99 con uno sportello Donne al lavoro. Questo significa che mettiamo in connessione le donne con agenzie per la formazione, ma che il centro stesso trova dei tirocini on the job, quindi con borsa lavoro, non tirocini, sono donne spesse volte con dei minori e quindi devono avere qualcosa da riportarsi a casa. Per la ricerca casa lo stesso ci sono degli strumenti intermedi, degli alloggi intermedi di semi-autonomia, il progetto denominato Fragilità Abitativa a carico del Comune di Venezia e molto altro a seconda delle donne, non c'è mai un progetto né in protezione né in empowerment uguale all'altro. Lo Stato, prima si narrava di strumenti di welfare, gli asili nido, io credo che gli asili nido dovrebbero essere gratis fino ad una certa soglia, ma non bassa, perché anche le lavoratrici dipendenti sono stremate dalla necessità di far quadrare i conti e quindi la soglia di reddito per la gratuità rispetto a dei servizi essenziali, se vogliamo davvero parlare di parità, di opportunità, anche per le donne, occorre che alcuni servizi di welfare vengano ripensati. C'è una nuova risorsa che è il reddito di libertà, deliberato a livello governativo e poi una circolare dell'INPS l'ha reso attuativo. Che cosa significa? Che le donne che hanno un percorso all'interno dei centri antiviolenza possono richiedere all'INPS il cosiddetto reddito di libertà. Sono 12 mensilità, 400 euro per ogni mensilità, che possono essere richieste e vanno ad aiutare la donna nel progetto di sgancio dal centro antiviolenza. Quindi anche dal punto di vista della tutela, della questione economica, cerchiamo di essere vicino alle donne. Prima vi dicevo di quanti dispositivi mette in atto il centro, quindi si va dall'accoglienza all'informazione giuridico-legale al supporto psicologico individuale e di gruppo, lo sportello donne al lavoro l'abbiamo già nominato e tutti gli altri importanti dispositivi.
Ci sono delle criticità aperte? Sì, tantissime. L'Italia ha fatto dei passi da giganti nell'ultimo decennio, ci vengono ancora rimproverate dall'Europa alcune criticità importanti, per esempio, nomino solo alcune. La vita della donna si ricostruisce, la vita reale, casa, lavoro, la relazione magari interrotta con l'autore di violenza, e bisogna ricominciare da capo perché magari comincia l'iter processuale e quindi la serenità, il minimo di serenità raggiunta viene rimesso in discussione perché sappiamo che sono procedimenti giuridico-legali molto lunghi, la donna rischia di diventare, di fare la parte non della vittima ma di essere vittimizzata nuovamente, e questo non lo dico io ma lo dicono molte ricerche anche recenti sul sistema giudiziario italiano e sui percorsi delle donne all'interno dei sistemi giudiziari. Vabbè, ci sarebbe tanto da dire, ma ecco, questo richiama un pochino quello che prima anticipavo, e cioè sulla diffusione enorme. Le giornaliste molte volte ci chiedono: ma siamo in una fase di emergenza, tutti i femminicidi che ci sono? No, sta emergendo qualche cosa che sta ancora profondamente nel sommerso. Se voi pensate che solo il 5% delle donne si rivolge ai centri antiviolenza e poco più si rivolgono alle forze dell'ordine, purtroppo quando accadono i gesti estremi femminicidi, alcune volte vediamo che le donne hanno denunciato, ma molte volte pare che nessuno conoscesse della situazione di grave fragilità all'interno di quel nucleo. Sono state 243 le donne seguite al centro antiviolenza, sono tante in un anno, 243, solo dal nostro centro in Mestre esistono 2 centri, quindi anche l'altro centro ha lavorato molto. Quante volte ci hanno chiamato dall'ospedale? 79 volte in un anno. La reperibilità H24 è unica in carico al centro antiviolenza del Comune di Venezia, non è diffusa altrove, è l'unico esempio in regione perché costa molto, occorre avere delle risorse importanti. Ecco, un accenno alle scuole, contesto privilegiato dove portare informazione e orientamento per il cambiamento, perché stiamo parlando di relazioni di intimità che vengono metabolizzate quando siamo piccoli e che tendiamo magari a riprodurre anche in assenza di altri esempi quando siamo più grandi, quindi il cambiamento deve avvenire all'interno delle scuole, l'informazione e l'orientamento all'interno delle scuole, e dalle scuole a volte emergono, anche grazie ai raccordi con i ragazzi, nuove situazioni, l'informazione su nuove situazioni. La sensibilizzazione sul territorio, qua a Padova avete un centro molto importante, molto grande, molti centri gestiti dallo stesso soggetto, il centro donna di Padova, e quindi anche qua avrete spesso visto degli inviti durante i mesi di sensibilizzazione più importanti sul tema della violenza sulle donne, marzo e novembre, e questo avviene anche appunto nel Mestrino. Sul pronto soccorso già ci siamo dette. Pare che a livello regionale possano muoversi dei finanziamenti per diffondere la reperibilità H24 in modo che anche dagli ospedali ci possa essere un accesso diretto, sempre con il consenso della donna, dall'ospedale in cui la donna va a chiedere aiuto per cure a seguito di maltrattamenti, e poi l'approccio ai centri antiviolenza. Ecco, io chiudo e vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola alla prossima relatrice. Grazie a voi. Mi scuso, ma ho avuto una giornata un po' faticosa con qualche imprevisto e un piccolo incidente e quindi devo, sì, niente di grave, ma mi ha scombinato con l'auto, per questo devo prendere e quindi sarò con voi ancora poco, mi scuso, ma a volte oggi è stata una giornata signora, ma domani andremo. Arriviamo con la presentazione.
sono questa, sì. Funziona, sì. Allora, io vado meglio in piedi, scusate, ma così mi guardo. Adesso i prossimi interventi saranno il mio, che sono consulente finanziario, e della nostra notaia Emanuela Lobuono. Abbiamo deciso, siccome sono argomenti piuttosto corposi, di dividerci, in qualche maniera ci alterneremo, per cui comincerò io, poi proseguirà lei e andremo avanti così. Allora, vi ringrazio di essere qui presenti. Ricordiamoci che ci sono anche molte persone in rete che ci stanno seguendo, quindi le ringraziamo. Io sono Roberta Sgreve, sono consulente finanziario. Ci siamo già visti per chi è già venuto qui, però qualche dato lo voglio ripetere. Io sono consulente finanziario, mi fa piacere spiegare cos'è il mio lavoro, perché non tutti lo conoscono, spesso c'è un po' di, come dire, misunderstanding sul mio lavoro. Io mi occupo di assistere persone nella gestione consapevole dei loro patrimoni. Non solo persone intese come individui, ma anche società, famiglie. È un lavoro bellissimo perché assistere nella gestione del patrimonio significa entrare nelle famiglie. Quando un patrimonio è ben gestito si ha a che fare con la serenità e l'equilibrio di una famiglia. Quindi a me piace molto questo lavoro. Oggi parleremo di come proteggere il patrimonio dalle aggressioni di terzi. Allora, questo ciclo di Fate le Brave ha una sua logica in realtà. Oggi è il quinto incontro, segue quello avvenuto a gennaio dove abbiamo parlato di come avviare un'attività e di conseguenza oggi parleremo di come proteggere il patrimonio dalle aggressioni di terzi. In realtà un incontro è saltato, quello di dicembre, lo riprenderemo al 16 di febbraio. Però permettetemi di fare un passo indietro, okay, di ripetere alcuni dati che secondo me sono importanti, perché questa sera parliamo di consapevolezza. In realtà il ciclo Fate le Brave si incentra su creare consapevolezza, perché la consapevolezza significa fare scelte informate e l'informazione sta alla base del progresso, della democrazia e di una vita equilibrata. Tanto meglio quando parliamo di consapevolezza finanziaria. La consapevolezza finanziaria è molto importante, soprattutto per noi donne. Significa prendere possesso della propria vita, significa costruire patrimoni in equilibrio. E per patrimoni non significa grandi ricchezze, non smetterò mai di dirlo, non è che bisogna essere miliardari per costruire un patrimonio in equilibrio. Equilibrato significa resiliente, cioè che mi permetta di affrontare tutte quelle possibili situazioni positive o negative che nella vita possono succedere. Quando io ottengo questo con i miei risparmi, piccoli o grandi che sono, la mia casa, il mio TFR, il mio fondo pensione, i miei risparmi, io divento autonoma. E quando sono autonoma, il primo regalo che mi fa l'autonomia è la capacità di scegliere, perché se io non sono autonoma non posso scegliere. Ecco perché la violenza sulle donne spesso, non sempre, però insomma, se tutte le donne che subiscono violenza fossero autonome finanziariamente, mi piace pensare che ce ne sarebbero meno, okay? E che avessero più capacità di scelta. Quindi la consapevolezza è importante. La consapevolezza mi permette di fare un'adeguata pianificazione finanziaria. La piramide è la rappresentazione classica di un'adeguata pianificazione, no? E non è a caso la figura della piramide. Perché? Perché ha, come dire, una serie di step progressivi, ha una base imprescindibile su cui si fondano tutti gli altri passi, che è sempre la tutela, su cui costruisco i miei progetti, perché come abbiamo detto tante volte, non mi stancherò mai di ripeterlo, inutile che io mi faccia degli obiettivi di vita con i miei risparmi se prima non mi sono protetta. Prima ci si protegge e poi si creano degli obiettivi. Si protegge da cosa? I rischi che insistono sul patrimonio sono tanti, più di quelli che noi vediamo e più di quelli che noi pensiamo. Sono di due tipi sostanzialmente. Rischi finanziari e rischi non finanziari. Ripeto, quando parlo di patrimoni non intendo i miliardi o il panfilo, può essere la prima casa, la prima e la seconda casa. Guardate che l'italiano mediamente è ricco, quasi tutti posseggono una casa, quando non la seconda.
posseggo un fondo pensione, magari un po' di risparmi. Questo è un patrimonio. Anche l'azienda, anche il mio negozio è un patrimonio. Quindi che rischi insistono nel mio patrimonio? Rischi finanziari, tipicamente quello di subire perdite in conto capitale dei miei investimenti, che viene prima in realtà dell'argomento di stasera, che però non abbiamo trattato e tratteremo il 16 di febbraio. Okay? E rischi non finanziari, che sono quelli di cui parleremo questa sera, cioè di aggressione patrimoniale da parte di chi? Dopo lo vedremo. Dei creditori tipicamente, ma esogeni ed endogeni alla famiglia. Cosa significa? Non solo i creditori sono i nostri clienti, ma possiamo avere anche pretese patrimoniali anche in seno alla famiglia. Quindi questi sono i rischi principali. Parleremo di che cosa questa sera? Da cosa difendersi? Quindi quali sono questi rischi materialmente? Chi deve difendersi? Cosa? Chi deve difendersi? Cosa deve difendere? Qual è la parte di patrimonio da difendere? E come difenderlo? Quali sono gli strumenti per difenderlo? Questo sarà, come dire, lo svolgimento della serata. Di fatto, infatti, una buona consulenza, una buona pianificazione patrimoniale ha 3 pilastri. La gestione del proprio patrimonio, che implica come lo intesto, come lo diversifico, come lo investo, che è quello di cui parleremo, la protezione e la trasmissione. Questi sono i 3 pilastri con cui fare, come dire, una buona pianificazione. Protezione e trasferimento, che vuol dire come trasmetterlo agli eredi, e ne parleremo più avanti. Stasera quindi parleremo della fase della protezione. Allora cominciamo col dire: da cosa mi devo proteggere? Beh, i rischi di terzi, chiamiamoli così, sono rischi tipicamente che nascono da problemi professionali, ok? Quindi parliamo di procedure concorsuali, di richieste di risarcimento danni, poi entreremo nello specifico, quindi rischi legati alla mia professione, che mi espongono alla richiesta di risarcimento e di danno patrimoniale. Anche il fisco potrebbe danneggiarmi. I rischi però che derivano anche da conseguenze dalla crisi coniugale. Anche il mio coniuge potrebbe aggredire il mio patrimonio. E i rischi di inasprimento fiscale. Cosa intendo questo? Le famose patrimoniali, il famoso aumento di tasse sul patrimonio immobiliare, ma anche mobiliare. Ci ricordiamo Amato, ce lo ricordiamo tutti, i meno giovani forse se lo ricordano tutti. Ecco. Quindi ecco, i rischi, diciamo, le 3 macro aree di rischi che insistono su non finanziari, che insistono sui patrimoni, sono questi. Quindi da cosa mi devo difendere? Da questo. Chi si deve difendere? Chi sono i soggetti che hanno bisogno di essere difesi? Beh, direi un po' tutti. Le persone fisiche, perché in seno alla famiglia il divorzio, atti pregiudizievoli di un familiare, perché io magari non ho un'attività, ma mio marito, mia moglie ce l'ha, e quindi posso essere chiamata anch'io con il mio patrimonio, poi vedremo come, a rispondere dei danni professionali. Quindi aggressione dei creditori e anche responsabilità civile, perché anche un cittadino, come dire, una persona fisica può essere chiamato a rispondere di un danno causato a terzi. Un libero professionista, responsabilità civile professionale, poi vedremo nel dettaglio, e quindi risarcimento danni. E un'impresa, nel malaugurato caso di fallimento, ma comunque procedure concorsuali e aggressione da parte dei creditori. In sostanza tutti hanno bisogno, in modo diretto o indiretto, di proteggersi. Partiamo dai professionisti. Perché insisto così tanto con la richiesta di risarcimento? Perché si è registrato un aumento enorme dei contenziosi di richieste di danni, e questo, se ci pensiamo, è dovuto proprio a una maggiore consapevolezza. Prima parlavamo di consapevolezza. Più aumenta la consapevolezza, più aumenta l'informazione, più aumenta l'equità, direi quasi, perché ormai i cittadini disinformati non esistono più, ci sono strumenti di informazione. Andiamo dal medico, sappiamo già quello che abbiamo ormai, perché in internet abbiamo visto quello che abbiamo, e spesso pensiamo di saperlo, evidentemente, però non esiste più quel cittadino disinformato che non sa quali sono i suoi diritti. L'aumento stesso
delle malattie, come dire, che si possono curare, espongono i medici stessi a richieste di risarcimento. Quindi, come dire, l'evoluzione giurisprudenziale, tra l'altro, va in questa direzione di tutelare spesso i cittadini come dire, dagli errori commessi dai professionisti. Adesso ho portato qualche esempio, perché parlare di professionisti è un po', come dire, generico. Quali sono gli errori e quali sono i tipi di professioni esposte? Quasi tutte. Gli architetti possono essere chiamati a rispondere col proprio patrimonio per danni arrecati causati a terzi nelle fasi di progettazione. I geometri lo stesso. Medici non ne parliamo, i medici tra l'altro sono obbligati ad avere una polizza professionale oggi, proprio per l'aumento esponenziale di richieste di danni. Saltato gli avvocati per perdite patrimoniali provocate da omissioni e ritardi e via, non leggo tutto perché non voglio annoiare, commercialisti e ragionieri per errori nella redazione delle dichiarazioni fiscali e altre categorie. I professionisti sono molto esposti e quindi devono pensare a come proteggere il proprio patrimonio. Ma non solo i professionisti, anche i dipendenti pubblici. I funzionari pubblici possono essere chiamati a rispondere per colpa grave, perché la colpa lieve spesso viene coperta, ma la colpa grave, funzionari magari di una certa responsabilità, esiste. E quindi anche i dipendenti pubblici possono incorrere in un danno patrimoniale. L'altra volta abbiamo parlato di impresa. Abbiamo il notaio, che è qui presente, ci ha spiegato che quando costituiamo una società di persone c'è, come dire, una confusione patrimoniale tra il patrimonio della persona, perché di fatto è la persona la società stessa, per cui tutti i soci rispondono illimitatamente e solidamente alle obbligazioni sociali. Per cui se io sono titolare di un'impresa individuale o di una società, di una SNC, io rispondo con tutto il mio patrimonio, anche personale, quindi devo tutelarlo. Ecco, un excursus quindi abbiamo avuto di quali sono i rischi e di chi li corre. Cosa devo difendere? Beh, tipicamente devo difendere il patrimonio immobiliare, soprattutto la prima casa, che è quella votata alla vita della famiglia, e il patrimonio mobiliare, i miei risparmi. Come li difendo? E perché scrivo che la tutela è un progetto? È senz'altro un progetto, perché come in pianificazione patrimoniale io non posso aspettare che mi succeda un problema per creare la soluzione. Mi spiego meglio, faccio un po' un parallelismo con le polizze assicurative. Se mi capita un incidente, non posso assicurarmi in quel momento per un incidente. Se mi capita purtroppo un problema di invalidità, non posso chiedere all'assicuratore di assicurarmi in quel momento, devo averlo già, devo averlo fatto prima. E lo stesso succede con gli strumenti di protezione del patrimonio. La prima regola è che qualsiasi strumento che io metta in atto deve essere fatto prima di avere il problema, quando non ce l'ho. Se penso di avviare un'attività, devo prima di avviarla o quando comunque l'attività va bene istituire degli strumenti che proteggano il mio capitale. Non posso, se ho dei creditori da soddisfare, distrarre sostanze con uno strumento che poi vedremo, perché in questa maniera ledo i diritti dei creditori. Quindi sempre pensarci prima, si dice in bonis, ogni strumento è valido se fatto prima. Ora passo la parola al notaio, eccola qua, Emanuela Lobuono, per poi riprenderla, grazie. Vado meglio in piedi perché ho visto il video dell'altra volta, praticamente vi ho fatto venire mal di testa col movimento della mia sedia. E allora, il tema di cui dovevamo parlare oggi è appunto il fondo patrimoniale e i vincoli di destinazione. Ho aggiunto, parlando con Roberta, la comunione e la separazione dei beni, che sono i regimi patrimoniali tra coniugi,
e perché comunque è attinente sempre alla tutela del patrimonio. E adesso andrò ad affrontare il tema dal punto di vista giuridico. Volevo però raccontarvi una mia esperienza che riguarda la violenza, che mi ha colpito le parole di Patrizia. Devo dire che sono state parole molto pesanti. Io ho avuto nella mia esperienza di notaio, nella mia attività di notaio, un'esperienza molto negativa che mi ha toccato, perché sono stata chiamata una volta in ospedale a prendere una procura di una donna che mi hanno detto semplicemente che era ricoverata. Come notaio io ho l'obbligo della funzione, significa che se vengo chiamata devo ricevere l'atto previa verifica della libertà del volere della persona che ho davanti, cioè devo essere certa che la persona non è coartata. Ero una giovane donna, avrò avuto una trentina d'anni, 35, era in ospedale da 3 mesi, aveva avuto, lei ha detto che era caduta dalle scale, ma secondo me non era caduta dalle scale. Il marito mi ha inseguito praticamente, è venuto gentilmente ad accogliermi all'ingresso dell'ospedale, mi ha accompagnato in stanza, io mi sono resa conto che c'era un controllo della volontà della persona, tra l'altro la procura era a favore di lui, col quale lui avrebbe potuto disporre dei beni di lei. Ho chiesto a lui di uscire fuori, si è rifiutato, lei lo ha protetto perché purtroppo la cosa... Credo che Patrizia lo veda sempre, io ho avuto un'altra esperienza personale in cui la lei picchiata ha difeso il marito e anche in quell'occasione in ospedale lei ha detto che non le era successo niente, ha detto che il marito poteva restare in stanza, io non sono riuscita a sentire dalla sua voce quello che voleva fare, ho ritenuto che non fosse libera nel volere, che la sua scelta non fosse libera e mi sono rifiutata di ricevere l'atto. È stata un'esperienza pesante perché nell'arco di 10 minuti tu devi prendere determinate scelte che hanno una responsabilità professionale ma poi anche personale, perché ovviamente ti scatta il tuo essere donna, la tua sensibilità, ovviamente a monte quella professionale, ma allora ritenni che la volontà della donna non fosse assolutamente libera. Era in ospedale da 3 mesi, non so cosa fosse successo, ma a mio modesto parere c'era stato un atto di violenza domestica. Detto questo, vado a parlare di diritto, che è molto più facile per me rispetto a situazioni di vita che sono sempre dolorose. E volevo appunto parlare del regime patrimoniale tra coniugi. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del matrimonio, per cui che tipo di regime si sceglie nel momento in cui ci si sposa. Ovviamente al matrimonio è equiparata l'unione civile. L'unione civile è l'equivalente del matrimonio, ha pochissime sfumature di differenza per quanto riguarda le coppie dello stesso sesso. Faccio questo distinguo perché in studio mi rendo conto che c'è tanta confusione. Si pensa che l'unione civile sia una cosa diversa dal matrimonio, al quale si possa accedere anche le coppie eterosessuali, si pensa non so cosa che ci siano diritti diversi, in realtà è l'equivalente sostanziale del matrimonio, cioè veramente una piccola sfumatura che non ha senso evidenziare. Allora, cosa prevede la legge? I regimi patrimoniali che si può scegliere nella vita familiare sono sostanzialmente 2: la comunione legale dei beni o la separazione dei beni. Le parole hanno un significato e non vanno mai trascurate. La parola comunione legale dei beni significa che è l'ipotesi legislativamente prevista nell'ipotesi in cui i coniugi non facciano una scelta diversa. La separazione, che non è seguita dall'aggettivo legale, è la scelta che fanno i coniugi di appunto tenere i beni, i patrimoni separati. Adesso vado a dire, vi spiegherò in buona sostanza che conseguenze ha, che credo che un'idea ce l'abbiate tutti, però in studio mi rendo conto che anche sul punto c'è parecchia confusione. Voglio però farvi un attimo la storia di questa norma per capirne l'importanza. Diciamo che la differenza sostanziale tra la comunione legale e la separazione dei beni riguarda gli acquisti fatti in corso di matrimonio. Vi faccio un esempio concreto che spero chiarisca il concetto. Se io ho 2 coniugi in comunione legale dei beni e devo fare un atto di compravendita, parliamo diciamo del signor Rossi e della signora Rossi, qualora davanti a me, cioè mi firmi l'atto di acquisto, solo uno dei 2, supponiamo il signor Rossi,
il bene in modo automatico, in forza della comunione legale, diventa anche della signora Rossi. Qualora i coniugi non vogliano che il bene cade in comunione legale, la signora Rossi può intervenire e dichiarare che il bene è escluso dalla comunione per determinati motivi. Nell'ipotesi della separazione dei beni, invece, i beni acquistati in costanza di matrimonio restano solo di chi fa l'acquisto, cioè in buona sostanza solo di chi firma. Negli ultimi anni la scelta, delle coppie, direi almeno negli ultimi 10-15 anni di celebrazione di matrimonio, opta per lo più per la separazione dei beni. Però secondo me in realtà non è chiaro il perché si sceglie per la separazione dei beni. È che la separazione dei beni è molto più facile anche da comprendere oltre che da gestire. Quello che è mio è mio, quello che è tuo è tuo. La norma però ha una storia che è a tutela della donna. Prima del 75 l'ipotesi legale non era la comunione legale dei beni, era la separazione legale dei beni. Cosa succede? Nel 75 c'è un'importante legge che è la riforma del diritto di famiglia, in cui il legislatore, grazie anche a tutte le battaglie compiute dal movimento femminista dal 68 in poi, cambia il regime patrimoniale. Perché? Perché prima del 75, e ovviamente statisticamente parlando lavorava l'uomo e la donna mediamente stava a casa, il marito era quello che aveva il potere economico. Per cui quando andava a comprare un bene immobile lo comprava per lui. E questo è proprio il senso di questo corso: se non hai l'autonomia economica rischi di essere emarginata a livello e subire violenze, insomma, sia psicologica che fisica e quant'altro. Nel 75 si riconosce finalmente di dare valore anche a quella che è l'attività familiare, cioè a seguire i figli, seguire la casa e quant'altro. Per cui la norma nasce a tutela della donna, compra solo il marito, ma in realtà acquista anche la moglie. I principali beni che cadono in comunione sono tutti gli acquisti fatti in costanza di matrimonio. Io ovviamente sono abituata a lavorare con i beni immobili, che sono normalmente anche i beni di maggior valore. Motivo per cui la scelta della separazione della comunione dei beni deve essere fatta con cognizione di causa. Torno a dire, se non dite niente, in sede di matrimonio, di celebrazione dell'unione civile, la coppia è in comunione legale dei beni. È possibile anche fare un contratto di convivenza e anche col contratto di convivenza scegliere il regime della comunione legale. Per cui la convivenza ha solo alcuni diritti e obblighi del matrimonio, tantissimi non ne ha, però questa è una facoltà riconosciuta anche alle coppie che abbiano però sottoscritto un contratto di convivenza che va fatto in comune. Che differenza c'è? Allora, la prima differenza è quella di chi acquista solo chi spende o acquista anche l'altro. Per cui ad esempio una moglie che abbia deciso di sacrificare la propria vita professionale in vista della famiglia, devo dire che io ne conosco parecchi anche di giovane età, almeno dal mio punto di vista, hanno deciso di sacrificare la loro vita professionale. È chiaro che a quella donna il consiglio che io darei è la comunione legale, ma non semplicemente a tutela della donna, perché direi la stessa cosa se succedesse la situazione inversa verso il marito, è che va riconosciuto il lavoro familiare, quello di accudimento dei figli e purtroppo oramai anche di accudimento degli anziani, che statisticamente parlando è quasi sempre a carico delle donne. È diverso poi anche la modalità di gestione, cioè l'amministrazione dei beni in comunione ha alcune caratteristiche. E devo spiegarvi una cosa, ditemi se sono noiosa o se sono anche troppo tecnica. Supponiamo che io compri con mia sorella un bene, paghiamo metà a testa, il bene viene intestato metà a testa. Questa comunione qui si chiama comunione ordinaria, vuol dire che io posso vendere la mia quota senza il consenso di mia sorella e mia sorella può fare la stessa cosa. Nella comunione legale il meccanismo è totalmente diverso. Per praticità, nella nostra testa, pensiamo che in comunione legale i beni siano di metà di ciascun coniuge. In realtà non è così. Nella comunione legale la quota non esiste. Io non posso vendere la quota di un mezzo, di un bene, in comunione legale.
Diciamo che mentre nella comunione ordinaria io posso fare a fette la mia torta e dividerla in due, il bene in comunione legale si vende la torta per intero, o se no la torta non si vende. Anche questa cosa al tempo stesso può essere limitante o tutelante a seconda della situazione. È chiaro che nel caso di una donna fragile, il marito senza il suo consenso non può vendere il bene caduto in comunione. A livello di amministrazione dei beni della comunione, gli atti di straordinaria amministrazione, quale può essere non solo la vendita, ma anche un'ipoteca. Pensate, lui imprenditore che ha bisogno di un finanziamento, bisogna concedere ipoteca sulla casa per poter avere un mutuo ipotecario, è necessaria la firma della moglie in comunione legale. Sarebbe necessaria anche in comunione ordinaria, però in comunione legale il bene si muove nell'intero. Sembra una sfumatura, ma non lo è proprio la differenza concettuale tra la comunione legale e la comunione ordinaria. Ora, parlando del discorso della tutela, cosa succede se abbiamo un creditore di solo uno dei due coniugi? E per quali crediti è che i beni della comunione possono essere aggrediti? Io e mio marito abbiamo una casa in comune che è la nostra casa di abitazione. Mio marito è imprenditore e ovviamente dal punto di vista dell'imprenditore ci sono i rischi di impresa. Il debito che fa lui è aggredibile anche per la mia quota di comunione legale? Allora, la legge prevede che prima di tutto eventuali creditori vadano ad aggredire il suo patrimonio. Dopodiché è possibile aggredire per la quota di un mezzo, però ricordatevi che vi ho detto prima che le quote non esistono, adesso cercherò di fare un passetto in là, per la sua quota di un mezzo anche il bene in comunione legale. Questa situazione è invece svantaggiosa per il coniuge che non ha contratto il debito. Perché? Nella comunione ordinaria, quando io ho metà con mia sorella, se io faccio un debito, dico la banca perché di solito sono principalmente le banche che agiscono, la banca aggredisce la mia metà, non tocca la metà di mia sorella. All'asta viene venduta solo la mia metà. Nella comunione legale purtroppo il meccanismo invece è perverso, perché essendo che la torta la devo vendere tutta insieme, e non posso venderne solo la metà, quando la banca o qualsiasi creditore va ad attaccare il bene di mio marito che è imprenditore, che ha fatto dei debiti nella gestione dell'impresa, purtroppo attacca tutto il bene. E cosa succede dei miei diritti su quella quota di un mezzo? La procedura viene notificata a me e a lui, però il bene viene messo all'asta per intero e sul ricavato dell'asta, che molto spesso non è pari al valore del bene ma è inferiore, io vengo indennizzata per la quota di un mezzo. Questa cosa qui è molto importante e secondo me non è sempre chiara, per cui, o meglio non è nota, per cui se da un lato la comunione legale tutela negli acquisti il coniuge che magari ha deciso di sacrificare la propria vita professionale per i figli e la famiglia, ha questo rovescio della medaglia molto importante. La stessa norma invece non vale se mio marito imprenditore non solo ha fatto debiti, ma ne ha fatti talmente tanti che fallisce. Perché il fallimento è causa di scioglimento della comunione. Per cui quella comunione a quote indistinte in cui la torta la devo vendere tutta, si trasforma in comunione ordinaria e il fallimento fa sì che venga messa in procedura, venga messa all'asta la quota di un mezzo. A volte viene messo l'intero, ma per un meccanismo diverso che è un meccanismo divisorio e con danni anche per l'altro titolare, però il problema più grosso c'è in sede di comunione legale. Nella separazione dei beni invece le cose sono molto più facili perché ognuno compra con i suoi soldi, ognuno si intesta al suo bene e ognuno risponde con i propri beni dei debiti che ha assunto con la propria attività professionale o personale o quello che è. Anche nell'ipotesi ad esempio di risarcimento danni, perché il titolare, chi ha subito il danno ovviamente ha un credito,
Per cui se mio marito non è più imprenditore ma è medico, verrà aggredito esclusivamente il patrimonio del mio marito e invece il mio viene lasciato intonso nell'ipotesi in cui siamo in separazione dei beni. E questo direi che è il motivo per il quale oggi si sceglie la separazione dei beni, perché questa è una mia valutazione sociologica, per cui prendetela con le pinze, perché non sono un sociologo, ma è una considerazione di fatto. Oggi molte più donne lavorano rispetto a ieri, per cui mentre la comunione legale ieri era tutelante per le donne, oggi che la maggior parte delle donne lavora, ha un aspetto molto diverso e le donne probabilmente preferiscono essere autonome e non trovarsi sulla propria testa i debiti del proprio marito. Io per il momento questi due cose li avrei fatti e passo la parola a Roberta. Grazie Manuela. Allora, questa slide anticipa un po' anche gli argomenti successivi del notaio. Riprendo un attimo dove abbiamo parlato di cosa dobbiamo difendere: il patrimonio mobiliare e il patrimonio immobiliare. Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare sono strumenti, qui ci sono tutti gli strumenti di difesa, sono strumenti di cui parlerà il notaio Lobuono. Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, questo è un sunto degli strumenti di cui vi parlerò, sono strumenti di protezione patrimoniale: la polizza vita, il fondo pensione, il trattamento di fine mandato. Però mi scuserà il notaio, mi correggerà se dico cose errate, riprendo un attimo il discorso dei regimi patrimoniali perché hanno una ripercussione anche per quanto riguarda i rapporti finanziari, okay? I rapporti di conto corrente, e di investimenti. Allora, funziona questo, vero? Sì. Allora, abbiamo detto, e l'ha detto il notaio, che cosa significa comunione dei beni o separazione dei beni. In sostanza, nella comunione dei beni i creditori si possono soddisfare col 50% dei beni caduti in comunione, invece in separazione no. Okay, si possono soddisfare al 100% con i beni del debitore. Come fare allora l'intestazione dei conti correnti a seconda dei vari regimi? Qui ho aggiunto la comunione convenzionale, che è un caso particolare di cui non vale neanche la pena di parlare. In caso di separazione dei beni, come dovrò intestare? Perché anche l'intestazione dei conti correnti degli investimenti è importante. Perché? Perché se io sono in separazione dei beni e i proventi del mio lavoro, della mia attività, magari sono importanti e io li inserisco in un conto corrente cointestato, e allora potrei anche in sede, dimostrare che il conto l'ho alimentato io tenendo tutte le pezze giustificative, però di fatto cade il beneficio della separazione dei beni. Quindi, in caso di separazione dei beni, se intendo mantenere questa separazione, sarà logico che si accendano due posizioni finanziarie dove c'è il grosso, dei propri risparmi e magari una posizione cointestata per i conti correnti della famiglia, perché di fatto alla famiglia bisogna contribuire entrambi, ok? Almeno che io non decida consapevolmente, supponiamo di essere in separazione dei beni, io ho un reddito molto elevato da un'attività, io non decida consapevolmente di cointestare tutte queste grosse sostanze ipotetiche con il coniuge per separare il rischio, ma allora lo faccio consapevolmente, ok? Se no, se voglio mantenere la separazione devo fare attenzione, l'importante è sempre la consapevolezza, non fare le cose a caso. E attenzione che la delega del conto non è la cointestazione, l'abbiamo già detto in altre sedi, essere delegati non significa essere proprietari. In caso di comunione dei beni, invece, siccome in comunione cadono tutte le sostanze che sono state accumulate dopo il matrimonio, può avere senso in questo caso mantenerle cointestate, ma se dovessi avere delle sostanze, ad esempio delle eredità maturate, o che non entrano in comunione dei beni, le eredità e le donazioni, o delle sostanze che avevo accumulato prima del matrimonio, quelle vale la pena, siccome non sono cadute, non cadono nella comunione, mantenerle a nome mio e viceversa. Ecco, ci tenevo a farvi vedere
che il regime patrimoniale della coppia ha delle ripercussioni in sede di intestazione dei rapporti finanziari. Detto questo, vi parlerei del primo, come dire, prodotto, perché è proprio il primo, è un contratto principe per, come dire, proteggere il patrimonio liquido, la polizza vita. Vorrei chiedere a qualcuno di voi se conosce la polizza vita, perché mi fa piacere, come investimento. No, nessuno, bene, mi fa piacere perché... sì. Non parlo delle polizze a copertura di rischi, non sto parlando delle RC auto, polizza invalidità, sto parlando della polizza come... Sì, esatto, quelle delle banche. Beh, allora le banche vendono anche polizze di rischio ultimamente, però quelle che ti propongono le banche... Ecco, visto, sì. Si è fatto molto uso ultimamente, magari... Prego? Beh, adesso ce ne sono tantissime, ogni banca ha la sua, e sono prodotti eccezionali se dosati bene e soprattutto se non sono gravati. Sì, ecco. Va fatta un'analisi personalizzata naturalmente, dosati bene e soprattutto stanno attenti ai costi perché sono prodotti piuttosto cari. Io dico sempre che in un patrimonio una percentuale in una polizza vita ci sta sempre, perché è un modo per mettere in cassaforte i soldi. Perché? Vediamo che cos'è innanzitutto. È un contratto che prevede dietro il pagamento di un premio, significa il versamento di una somma alla compagnia assicurativa, la corresponsione di un capitale o di una rendita a favore di un beneficiario che io decido, che io nomino, al verificarsi di eventi legati alla vita dell'assicurato. Dopo vedremo com'è strutturata, che figure contrattuali ci sono. Quello che ci tenevo a dirvi oggi è che la polizza è un modo per mettere in cassaforte una parte dei miei risparmi. Perché? Perché ha un fine previdenziale, si dice importante, cioè io voglio beneficiare una persona che io decido, ok, attraverso una rendita o un capitale. Questo è considerato un fine previdenziale importante, una tutela, è un interesse meritevole di tutela, per cui i premi versati, i soldi che io ho versato in questa polizza non sono pignorabili né sono sequestrabili. Sempre se in bonis, cioè se quando prima io devo avviare un'attività, bene, allora vediamo, io ho 50.000 euro in conto, bene, io questi 20.000 però li voglio mettere in cassaforte, se mi va male l'attività non voglio che nessuno me li tocchi, bene, faccio una polizza prima che mi succeda, ok? Cos'è la polizza? Eccola qua, vi volevo far vedere come funziona. Ci sono 3 figure contrattuali nella polizza vita, parliamo. Il contraente, cioè il dominus, la persona che versa il capitale, il padrone della polizza finché è accesa, l'assicurato, cioè la persona in capo al quale sussiste il rischio di morte, e non è sempre detto che sia il contraente. Generalmente il contraente e l'assicurato coincidono. Cioè, per farvela breve, io ho 10.000 euro, accendo una polizza, se muoio i soldi vanno a chi? Al beneficiario caso morte che io ho indicato nella polizza. Questo è il caso più classico, il contraente e l'assicurato coincidono, ma non è sempre detto che sia così. L'assicurato potrebbe essere una figura diversa. Quindi vedete che in qualche maniera il contraente ha un fine di tutela del beneficiario designato, al quale può andare il capitale o una rendita in base a come è strutturata la polizza. Ecco perché è considerata impignorabile e non può essere toccata. Ecco qui viene spiegato in maniera, come dire, un po' più chiara la finalità previdenziale, in quanto il contraente garantisce a se stesso o alla famiglia una rendita, un capitale o una pensione integrativa. Attenzione però, questa funzione previdenziale ci deve essere. Anni fa le banche, giusto per non fare nomi e cognomi, avevano un po' abusato di questa forma contrattuale, no? C'erano delle polizze molto spinte, anche molto speculative, dove la fine previdenziale era stato un po' messo da parte.
si chiamavano index linked, non so se le avete sentite. Queste polizze ad un certo punto la fine previdenziale veniva talmente meno che sono state smontate, non erano diventate pignorabili e sequestrabili. Cioè il fine previdenziale deve essere chiaro e non deve essere una polizza fatta in maniera, come dire, cioè, se no me la smontano, ok? Questi sono i tipi di polizze vita in essere. C'è la polizza vita caso vita, non vi tedio però con i tecnicismi perché il campo assicurativo è sempre molto articolato, vita caso morte, vita mista, però l'importante è che sono impignorabili e insequestrabili, cioè le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Cosa vuol dire? E qui andiamo alla definizione di sequestro e pignoramento, però prima di darvi le definizioni, leggiamo sotto: sono salve rispetto ai premi pagati le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori. Tecnicismi per dire non posso distrarre sostanze dai miei risparmi se ho dei creditori che non ho soddisfatto, deve essere sempre in bonis. Ecco. E non posso ledere le quote di legittima, ma questo è un altro argomento. Quando parleremo di successioni parleremo anche di questo, cioè non posso lasciare soldi a un beneficiario ledendo le quote di legittima dei miei eredi legittimari, ma ne parleremo in un altro momento. Cos'è l'impignorabilità e l'insequestrabilità? Il pignoramento è un'azione esecutiva, cioè vengono presi i soldi per soddisfare i creditori. Il sequestro è una misura cautelare, cioè viene messo un blocco sopra, il creditore non può chiedere che il contratto venga bloccato a tutela delle ragioni dei creditori non ancora accertate, però il sequestro, come dire, viene messo un piede sopra alla somma. Sono impignorabili di sé. Cosa vuol dire? Che non me le possono toccare. Se ho maturato un debito, cioè sono debitore, non mi possono toccare questi soldi se fatta in bonis. Questa è un'alberatura che, come dire, descrive i limiti. Quali sono i limiti? Che sono quelli delle revocatorie fallimentari, no? Perché voi sapete che in caso di fallimento esiste un periodo antecedente al fallimento in cui vengono revocati tutti, come dire, quelle forme di distrazione, vengono revocati i pagamenti e con questi anche le polizze. Per cui ecco perché è importante farlo non quando si ha sentore che le cose vanno male, tanto prima, subito, ok? Non funziona molto bene questa fase. Ecco, la prestazione però del capitale a scadenza è aggredibile. Attenzione che le polizze sono impignorabili e insequestrabili finché sono nell'assicurazione. Quando scadono si confondono col patrimonio del beneficiario, quindi lì si perde l'impignorabilità, l'insequestrabilità. Finché sono lì, però io potrei pensare, per esempio, i famosi 20.000 euro, no? Metto via questi 20.000 euro, faccio caso morte, li lascio lì, non me ne frega più niente, come non li avessi più. Metto a beneficiare i miei figli, io so che a loro questa somma andrà sempre. Non metto la scadenza, perché ci sono le polizze a vita intera che scadono solo se io li riscatto. Quindi in quel caso lì non ho il pericolo che mi venga messa in conto, va agli eredi. Ancora, se matura la prestazione in rendita, se invece è una polizza che ha una scadenza e alla scadenza è prevista una rendita a favore di un beneficiario, la rendita però è aggredibile per 1/5, come la pensione. Naturalmente con responsabilità penale cade l'insequestrabilità, cioè il sequestro preventivo, come dire, la polizza non regge quando c'è un problema penale, e i riscatti anticipati era quello che vi dicevo. Se io riscatto la polizza per n motivi e subentra una richiesta, il riscatto entra nel mio conto ed è libero, è disponibile. Tutto chiaro delle polizze? Tutto chiaro, vero? Ecco. Se con le polizze vita il fine previdenziale è chiaro,
con i fondi pensione, con la pensione integrativa, il fine previdenziale raggiunge il suo massimo naturalmente, no? Sappiamo cos'è la pensione, no? Parleremo a maggio di previdenza. Questi sono in sintesi 3 pilastri della previdenza, c'è la pensione pubblica, la pensione complementare, che è quella di categoria, e la pensione supplementare, che è quella che mi faccio io privatamente. Ok? Questi sono i 3 tipi di pensione. È chiaro che la pensione, nella pensione, voi sapete come funziona un fondo pensione, se io posso accenderne N fondo pensione, hanno tutti lo stesso regolamento. Io posso cominciare a percepire la rendita del fondo pensione quando raggiungo i limiti di età previsti dalla legge. Okay? Quindi non può essere considerato una forma di distrazione del patrimonio dai creditori, perché è una forma di previdenza. Okay? Quindi i versamenti alle forme di previdenza complementari sono impignorabili e insequestrabili, a maggior ragione quando possono in qualche maniera essere aggrediti, quando io richiedo delle anticipazioni. Voi sapete che nei fondi pensione è possibile in determinati casi richiedere delle anticipazioni rispetto a quanto ho accumulato. Ci sono dei motivi precisi e sono uguali per tutti i fondi pensioni: spese mediche, acquisto, ristrutturazione prima casa, una piccola percentuale anche senza motivo, okay, senza una giustificazione particolare. Ecco, in quei casi, quando richiedo una parte del fondo pensione maturato, è sempre pignorabile e sequestrabile quello che chiedo, tranne se lo chiedo per spese mediche. Allora è pignorabile nella misura di 1/5. Mentre le prestazioni sono aggredibili per 1/5. Quindi il fondo, cosa posso fare io se ho dei risparmi e ho un'attività? Beh, posso accendere una polizza vita e farmi un fondo pensione. Il fondo pensione è utile sempre, ma è bello perché posso contribuire nel fondo pensione, non è obbligatorio un versamento importante, posso contribuire 100 euro al mese. Anche niente, decidere a fine anno, tra l'altro i contributi, la contribuzione è deducibile dal reddito, per cui se ho un'attività mi può fare anche comodo, no? Quindi è una forma di risparmio che posso fare e so che non mi viene toccata. Un'altra forma di protezione del patrimonio è una forma un po' particolare che non riguarda tutti, è il trattamento di fine mandato. Questo assomiglia un po' al trattamento di fine rapporto, ma riguarda gli amministratori di società. Gli amministratori di società, quando gli viene conferito l'incarico, possono decidere di essere remunerati, fatto 100 la remunerazione, 80 annualmente, 20 alla fine del mandato di amministratore, e viene procrastinata la percezione di questo reddito. Il vantaggio qual è? Che finché questo reddito rimane in seno all'azienda è impignorabile e insequestrabile rispetto ai debiti che l'amministratore contrae. Non so se è chiaro, è una forma molto particolare, però mi faceva piacere, per completezza di informazioni, darvi anche questo strumento. Ecco, io avrei finito, però permettetemi, sarà un po' noiosa, la prima e ultima regola è il progetto che deve partire in bonus. Attenzione, perché tutti gli strumenti sono validi quando le cose vanno bene. Grazie. E io partirò da questo, che è proprio il discorso di prevenire. Quando parlo del fondo patrimoniale voglio solo fare un passetto indietro, perché odio essere un po' didascalica, per cui fare l'elenco dei beni personali, dei beni caduti in comunione, però colpa mia, nel senso che do scontate alcune cose. Eppure, torno indietro al regime della comunione legale, comunque anche i coniugi che sono in comunione legale, quando 2 coniugi sono in comunione legale, alcuni beni non cadono in comunione, e sono soprattutto, la categoria più importante, sono sicuramente i beni ereditati e i beni donati, perché come potete intuire il bene donato e ereditato non è acquisito e acquistato in forza del lavoro che viene reso in ambito familiare, ma perché viene da un soggetto terzo che mediamente è un familiare.
E preciso un'altra cosa, sempre in ordine alla comunione, perché vedo che quando muore uno dei coniugi, non ho ancora capito per quale motivo, ma 9 persone su 10 si premurano di dirmi che erano in separazione dei beni, come se la separazione dei beni facesse sì che in sede ereditaria il coniuge non eredita i beni. Non riesco a capire il perché sono 2 cose totalmente diverse, eppure un sacco di clienti mi porgono la stessa domanda. Per cui mi premuro di dirvi, attenzione, sono 2 cose diverse, pur chi è in separazione dei beni, alla morte di uno dei coniugi, l'altro eredita le quote previste per legge. E vi faccio un altro cenno ad una cosa un po' particolare di cui non avevo intenzione di parlare, perché è particolare e si vede raramente, anche un po' complicata da comprendere, però mi ha dato lo spunto Roberta Sgreva perché riguarda i conti correnti. Cadono in comunione legale i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge, se esistenti e nella misura in cui sono esistenti al momento dello scioglimento della comunione. Questa si chiama tecnicamente comunione de residuo. La terminologia è latina e significa in buona sostanza che il bene personale, cioè il mio stipendio finché io lavoro, anche se siamo in comunione dei beni, il mio stipendio è personale. Però se al momento dello scioglimento della comunione io ho versato il mio stipendio in banca, in un conto corrente, e ho fatto affluire solo il mio stipendio, per cui sono i proventi della mia attività lavorativa, se ci separiamo perché la separazione comporta lo scioglimento della comunione, ok? La separazione tra coniugi fa sì che per legge il regime della comunione legale dei beni diventi fino al divorzio il regime della separazione dei beni, ok? Quando una coppia scoppia abbiamo 2 fasi in Italia, fase della separazione e fase del divorzio. Tra la separazione e il divorzio si è ancora coniugi, per cui si è ancora eredi, ma con lo scioglimento, con la separazione tra coniugi è causa di scioglimento della comunione, per cui può scattare questa comunione del residuo. Per cui il bene che prima era personale come i proventi dell'attività separata cade in comunione nella misura in cui è esistente al momento dello scioglimento della comunione. È una cosa parecchio complessa che anche poco nota, se devo essere sincera, che si usa poi quando viene fuori un contenzioso. Non so se sono stata in grado di chiarirla. Cosa mi dicono le vostre facce? Sì? Allora vado avanti. Ed era un altro anello che volevo mettere al regime della comunione legale perché appunto è più complessa di quello che può apparire. Invece adesso vado a parlare del fondo patrimoniale, cioè mi riallaccio a tutti gli strumenti di tutela del patrimonio di cui stava parlando Roberta. Che cos'è un fondo patrimoniale? Come si fa? A cosa serve? Chi lo fa? Partiamo con a cosa serve e cosa ci metto dentro. Un fondo patrimoniale vuol dire che alcuni beni, che possono essere beni immobili o beni mobili registrati, vengono messi dentro, immaginatevi, non lo so, una scatola, a questo concetto giuridico che è il fondo patrimoniale. Che vantaggio è che ha? Questo fondo patrimoniale non può essere aggredito da tutti i creditori. Faccio un passo indietro, vi dico chi lo fa, come si fa, che beni ci metto dentro e poi torno ai creditori. Chi lo fa? Lo può fare solo, non lo possono fare i conviventi, lo possono fare solo le persone coniugate e ovviamente anche gli uniti civilmente, perché l'unione civile è equiparata sotto quasi tutti i profili al matrimonio nella posizione dei diritti e dei doveri. Come si fa? Si fa con un atto notarile. Perché si fa con un atto notarile? Perché dentro ci posso mettere solo i beni immobili e i beni mobili registrati. Cosa sono i beni mobili registrati? Sono le aeromobili, cosa che credo che non interessi insomma praticamente nessuno, le navi, ma soprattutto gli automezzi, gli autoveicoli, ok? Gli autoveicoli, scusate l'ennesima regressione verso la comunione legale, sappiate che anche l'autoveicolo, l'automezzo ovviamente cade in comunione legale.
Per cui quando lo vende non è sufficiente che firmi chi risulta intestatario del PRA, ma se chi è intestatario al PRA è coniugato ed è in comunione dei beni, va chiesto l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio e devono firmare la vendita entrambi i coniugi, altrimenti l'atto può essere annullato per 1 anno. Torniamo al nostro fondo patrimoniale. Perché metto dentro solo gli immobili e solo i beni immobili registrati? E ad esempio non posso metterci dentro un quadro, un Picasso che avrebbe un grandissimo valore patrimoniale, non posso metterlo dentro. Il problema è proprio pratico, che è un problema di conoscibilità dei terzi. Nel nostro ordinamento tutto il sistema dei beni immobili registrati, anche delle quote societarie, gode di un sistema di pubblicità legale, che significa che ognuno di noi, tramite accesso all'Agenzia delle Entrate, può sapere il mio patrimonio e io posso sapere il vostro patrimonio. Per quanto riguarda, torno a dire, immobili, PRA e quote di SRL, le azioni di SPA invece no. Perché questo? Perché il nostro sistema di credito, sistema bancario, eroga credito nella misura in cui noi abbiamo alle spalle un patrimonio. Come fa la banca a sapere se io ho un patrimonio? Lo fa tramite dei pubblici registri, che per gli immobili si chiama conservatoria tecnicamente, conservatoria dei registri immobiliari, viene gergalmente detto ufficio ipoteche. Per cui cos'è il senso? Il senso è che io consento alla famiglia di destinare dei beni che servono a coprire le spese familiari, però io devo avvisare i miei possibili creditori che mi erogano credito, che mi fanno una fornitura, in modo tale che sappiano se hanno alte o basse probabilità di andare a recuperare il loro credito. Ed è il motivo per il quale i beni immobili hanno un servizio di pubblicità, cioè il nostro sistema si fonda su questo. Se noi non avessimo la conservatoria e non fosse possibile sapere se il signor Rossi ha dei beni, il sistema bancario non funzionerebbe. Vi sono alcuni paesi in via di sviluppo che non partono perché non hanno questa garanzia della proprietà dei beni immobili. Per cui la fanno i coniugi, gli uniti civilmente, si fa con atto notarile, ci possono stare dentro i beni immobili e i beni immobili registrati, per cui ci siamo detti gli automezzi, va reso pubblico a tutela dei terzi. A cosa serve? Io all'inizio sono stata un po' imprecisa, nel senso che ho detto serve per schermare questi beni dall'attacco di eventuali soggetti terzi. In realtà questa è una conseguenza, ma il motivo per il quale il legislatore consente di mettere alcuni beni immobili dentro la mia scatola, dove ci posso mettere una pallina che è un bene immobile, la seconda pallina che è un altro bene immobile, è quello di tutelare la famiglia. Questo è il senso del fondo patrimoniale. Per cui io e mio marito abbiamo la nostra casa di abitazione e vogliamo proteggerla anche dalla sua attività imprenditoriale, ma vogliamo che sia destinata alla tutela dei nostri figli, perché vogliamo che comunque i nostri figli possano fare affidamento su questa casa. Si può costituire questo bene in fondo patrimoniale. Normalmente il fondo patrimoniale riguarda l'amministrazione e l'aggredibilità dei beni e non riguarda invece la proprietà. Cioè se io vincolo un mio bene in fondo, il bene resta mio. Se lo vincola mio marito, il bene resta suo. Addirittura può essere anche conferito da un soggetto terzo. Il papà, in sede di matrimonio della sposa o dello sposo, può decidere di destinare un suo bene alla famiglia che sta nascendo e lo può destinare in fondo. Questo fondo, e arriviamo agli strumenti di difesa del patrimonio, è aggredibile solo per debiti contratti per bisogni della famiglia. Perché questo fondo nasce con questo senso, tutelo la famiglia. Purtroppo nel corso, credo praticamente da sempre, da che io ho memoria, io sono notaio da 22 anni, il fondo patrimoniale non viene quasi mai utilizzato in questo senso. Viene praticamente sempre utilizzato per schermare nei confronti dei creditori come motivo principale della costituzione del fondo, capito? La costituzione del fondo e la tutela alla famiglia è solo di riflesso che il creditore non lo può aggredire. Invece nell'esperienza il fondo viene fatto per ripararsi dei creditori quando già normalmente il debito esiste già.
ed è questo da cui volevo partire. Perché se il debito esiste già o si sta formando, per cui ho avuto una lettera dall'avvocato con la messa in mora, ho fatto un incidente e so che potrei essere tenuta a risarcire il danno al soggetto a cui appunto ho fatto un danno, e non sto pagando il mutuo, l'apertura di conto corrente dell'impresa me l'hanno chiuso e mi hanno chiesto di rientrare, in questo caso è evidente che il fondo patrimoniale non è diretto alla tutela della famiglia, è diretto a frodare i creditori sottraendogli determinati beni. E siccome nella prassi purtroppo il fondo patrimoniale viene quasi sempre usato in questo senso, la giurisprudenza, quando dico giurisprudenza intendo dire il Tribunale, le Corti d'Appello, la Cassazione, ha ampliato il concetto di debito fatto per i bisogni della famiglia. Cioè, la legge dice io non posso aggredire il bene in fondo patrimoniale se non per debiti contratti nell'interesse per i bisogni della famiglia. Uno dei due coniugi è imprenditore. Fino a qualche anno fa si diceva ok, ma il debito dell'impresa è un debito dell'impresa, non è un debito della famiglia, per cui il bene in fondo non può essere aggredito. La mia scatola con dentro la pallina e le 2 palline è ben chiusa. Invece le sentenze stanno ampliando tantissimo il concetto di spesa fatta per i bisogni della famiglia. Perché? Perché dice attenzione, tu è vero che fai un'impresa, ma l'impresa la fai per mantenere la famiglia. Per cui in buona sostanza anche il fondo sta diventando aggredibile. Se poi si fa successivamente insomma, alla consapevolezza che il debito sta nascendo, il fondo patrimoniale può anche essere revocato perché è fatto appunto in frode ai creditori. Giusto per darvi un dato, io nell'ultimo anno non ho fatto un fondo patrimoniale. Spesso i clienti vengono, quando vogliono fare un fondo, magari non te lo dicono, ma tu capisci, fai domande e c'è già una situazione debitoria e di fatto a quel punto lì il fondo non tiene. Oltre a poterci essere anche situazioni molto più gravi per cui il fondo proprio è sconsigliato. Comunque, nell'ipotesi invece in cui il fondo nasca con l'intento per il quale è nato, per cui io ho mio figlio piccolo, la casa familiare, voglio costituire il bene in fondo, e vi voglio dire i problemi successivi, che sono quelli collegati all'amministrazione del fondo quando vi sono figli minori. Quando un bene è costituito in fondo, proprio perché il senso è quello di tutelare la famiglia, la logica ci direbbe, ok, ma è una sorta di trust, tu non puoi vendere liberamente questo bene, perché sennò cosa l'hai fatto a fare? L'hai fatto solo perché temporaneamente ti serviva e magari in frode ai creditori. Ma la legge consente comunque che il bene possa essere alienato o ipotecato se vi è il consenso di entrambi i coniugi e in presenza di figli minori con l'autorizzazione del tribunale. Che in presenza di figli minori l'autorizzazione del tribunale limitava molto la possibilità di usare il fondo solo come frode ai creditori, perché poi il magistrato autorizza la vendita del bene ma chiede l'acquisto di un altro bene in cui il nuovo bene è di nuovo chiuso in fondo, sempre a tutela dei minori. Questa norma nel corso degli anni ha avuto una serie è stata interpretata prima in un modo, poi in un altro, poi si è tornata al primo punto, al secondo punto, insomma ve la faccio breve. Oggi si ritiene prevalentemente che pur in presenza di figli minori non ci voglia l'autorizzazione del tribunale, però questo è un ulteriore elemento che rende molto fragile la struttura del fondo come struttura idonea a sopperire ai bisogni della famiglia. E se non avete domande, se sono stata chiara, perché non è detto che io sia stata chiara, passerei all'altro strumento che sono i vincoli di destinazione. I vincoli di destinazione sono un istituto bellissimo perché il legislatore non ci dice cosa sono, con una cosa che da un lato sarebbe foriera di fantasia da parte nostra, ingegneria giuridica e quant'altro, dall'altro in realtà grande timore perché il vincolo di destinazione lo puoi fare solo se c'è un interesse meritevole di tutela. Ora voi capite che la nozione di interesse meritevole di tutela vuol dire tutto e non vuol dire nulla, c'è una tale zona di grigio interpretativa che ogni volta che mi hanno chiesto di fare un vincolo di destinazione ci ho pensato 200 volte per essere sicura che l'atto fosse valido, che tenesse e quant'altro. Vi espongo dei campi di applicazione di questo negozio giuridico che appunto non è definito dal legislatore. L'unica caratteristica che è simile a quella del fondo patrimoniale è che io vincolo alcuni beni
ha la soddisfazione di un interesse meritevole di tutela. Quando è che posso usarlo? Lo posso usare quando ho una famiglia di fatto che vorrebbe fare un fondo patrimoniale ma non lo può fare perché non sono sposati. Quella è l'ipotesi in cui si può fare il vincolo di destinazione, che ovviamente ha tutti i pregi e tutti i difetti del fondo patrimoniale. Questo vincolo di destinazione ha un'altra applicazione, secondo me concreta, io perlomeno lo utilizzo in questo contesto qui, che è la separazione tra coniugi, quando vi sono dei figli da tutelare. Anche in questo caso il patrimonio va difeso per un interesse che è sempre quello però familiare, che è ritenuto meritevole di tutela. Per cui, ad esempio, se io ho una separazione tra coniugi e i coniugi non si accordano per la gestione della casa comunale, coniugale, per cui nessuno dei due magari vuole comprare la quota dell'altro, però si vuole comunque tutelare gli interessi dei figli, è fattibile dentro gli accordi di separazione, poi va sempre fatto l'atto notarile, perché ogni qualvolta abbiamo a che fare con beni immobili abbiamo un interesse pubblico, per cui ci vuole l'intervento del notaio come pubblico ufficiale, e mi è capitato di gestire gli interessi dei minori meritevoli di tutela, in questo caso non c'era frode al creditore, proprio perché i figli avevano diritto a godere della casa familiare per un determinato periodo di tempo e finché c'è il vincolo di destinazione nessuno dei coniugi / genitori può disporre di quel bene, perché c'è sempre lo schermo del vincolo di destinazione che è simile a quello del fondo. E un altro ambito di applicazione del vincolo di destinazione è invece l'ambito della crisi d'impresa, che è un ambito totalmente diverso e diciamo più tecnico, che però si riconnette sempre al discorso diciamo di ampio respiro che stavamo facendo. Vi faccio sempre degli esempi concreti perché voi capiate la portata dell'istituto. Società in concordato. Quando una società in concordato offre ai propri creditori di pagare una percentuale del debito ovviamente inferiore a quella che dovrebbe pagare. Però visto che la moneta fallimentare per chi non ha ipoteche credo sia nell'ordine del 5%, cioè io ho un credito di 100.000 euro, in fallimento recupero 5.000 euro, ci tolgo le spese legali, arrivo alla fine di tutto il procedimento fallimentare, il concordato invece è diverso, dice guarda io non posso pagarti 100, però mi impegno a pagarti 30. Quando l'imprenditore e i creditori si mettono d'accordo, di solito l'accordo è ti pago con determinate scadenze, non ti pago i tuoi 100, te ne pago 30, 20, 40, quello che è. Molte volte è il socio, che magari è amministratore, socio, quello che ha interesse a chiudere il concordato ed è disposto a mettere dei beni suoi nel concordato. Cioè la società Alfa dice io propongo il concordato, ti pago per il 30% dei crediti, dove li prendo questi soldi? Perché non ce li ho, se no non sarei in concordato. Il socio mette casa sua, ma mette casa sua finalizzata al concordato. In queste ipotesi è possibile creare un vincolo di destinazione che ha come interesse meritevole la tutela dei creditori, che se no non recupererebbero neanche quel 30%, e ovviamente quel bene può essere venduto solo nell'interesse del concordato. Questa è un'altra ipotesi in cui non ho propriamente la tutela del patrimonio, che sarebbe diciamo il tema principale degli interventi di oggi, ma riesco comunque a schermare il bene, perché con il vincolo di destinazione non può essere aggredito da altri soggetti, e può un domani il bene essere venduto e ricavato, messo nelle tasche del concordato, e vengono così liquidati i creditori. Io credo in anticipo, ma avrei finito le linee generali, quasi giusta. Non so se ci sono domande. Non so se sono stata chiara.
Era un po' pesante, sì. Diciamo che spero che per quanto riguarda la comunione dei residui è una particolarità interessante che, se riuscite a tenerla a mente, può essere utile in determinati contesti. Comunione e separazione credo che insomma sia stata sufficientemente chiara. Il fondo è un istituto che oggi tiene veramente poco, nel senso che anche quando lo fai lo sgretolano. I creditori lo sgretolano sia o con la revocatoria o aggredendo direttamente i beni, per cui è uno schermo che non tiene. Grazie. Ecco, volevo avvisare i presenti e anche i presenti nella via etere, come si dice, che il 16 fuori programma c'è la ripresa dell'evento che non siamo riusciti a portare a termine a dicembre, dove parliamo di investimenti. Tecnicamente, quali sono gli strumenti per investire, proprio investimenti. Quindi vi aspettiamo numerosi anche in presenza. Grazie a tutti.